L'ospite della domenica, cui diamo il benvenuto, è Salvo Saitta. Grazie. Che ciao. piacere averti qua, una gloria del teatro e non soltanto catanese e non soltanto catanese. Grazie. Mi hai zittito, per carità. Oggi è Sant'Agata, un giorno importante, eh? Certamente. E che rapporto hai tu con la patrona? Vabbè, io fin da bambino sono stato, diciamo, indirizzato alla devozione. Perché mi ricordo, essendo mio papà nei Vigili del Fuoco, essendo allora la caserma molto vicina alla zona della chiesa di Sant'Agata, perché era in via Museo Biscari, in via Landolina c'era la caserma dei Vigili del Fuoco. Io me la facevo sempre lì da ragazzino, ecco. Anche perché mio papà aveva una famiglia molto numerosa e quindi andavo a mangiare in caserma, erano periodi particolari. E quindi anche grazie a questo sì, grazie a questo io mi trovo molto vicino, ma poi anche perché i Vigili del Fuoco, sai, sempre con la patrona la scortavano, c'era il camion. E tu gli stavi dietro, no? Io sono stato sempre dietro mio padre. C'era una bella differenza ovviamente, perché lui, essendo vigile del fuoco, mi portava sempre con lui, quando faceva gli extraservizi eccetera, perché oltretutto io andavo a scuola sopra la caserma dei Vigili del Fuoco. Ma fantastico. Io Museo Biscari. Fantastico. Per cui me la facevo sempre lì, li conoscevo tutti, e quindi questo rapporto con Sant'Agata, diciamo, è stato avviato fin da bambino, però il sacco non l'ho mai portato perché non avevo fatto nessuna devozione, insomma. Certo. Tutti e 7 i figli eravamo, non avevamo chiesto mai niente a Sant'Agata, ma non per questo, perché non c'è stata l'occasione di portare il Saitta, però ci andavo sempre a vedere la festa. Oggi anche per lui è un giorno importante, come per tutti noi catanesi. E fra poco, giovedì 9, debutta al Teatro Muscolo di Catania con Il giorno della civetta. Ecco qui. Sì. È bellissimo di Leonardo Sciascia. È un tratto da... Qui vediamo adesso il cartello, vedi, con il figlio, tuo Edoardo, Edoardo, che è stato ospite anche nostro qua. Certo, sì, Edoardo, che riveste i panni del capitano Bellodi. E poi c'è Francesca Ferro, Francesca Ferro. La regia è di Antonello Capodici. Siamo un po' in famiglia come attori, c'è Francesca, c'è Edoardo, loro sono giovani, io ormai sono vecchio. Poi posso nominare anche Aldo Mangiù, Maurizio Nicolosi, Francesco Maria Tardi, Fabio Costanzo, esatto. Aldo Belfiore. Bene, benissimo. Alfio Belfiore. Allora, questo è un capolavoro di Sciascia importantissimo, tratto da un romanzo che ha fatto epoca e che continua a fare epoca. Io proprio ieri facevo una riflessione, dico, guarda, è capitato con l'arresto di Messina Denaro, è capitato preciso questa mia rappresentazione, oltretutto nelle vesti del capomafia, perché io rivesto i panni di uno di quelli coinvolti, diciamo, per non dire tutto. Di uno di quei Don Mariano Arena, che muove i pupi e muove tutte le situazioni. Questo paragone ti è venuto spontaneo. Allora te lo faccio anch'io la domanda, naturalmente. Che differenza c'è fra quella Sicilia, quella mafia, che allora fu una cosa che praticamente non si sapeva nemmeno si nominava la parola mafia, e oggi? Ma guarda, se voluto tenere nascosto questo, Sciascia è stato il primo proprio a buttare sul tavolo, a parlare della mafia effettivamente nel 60, 62, 64, quello che era, quando allora tutti quanti dicevano, ma chi è sta mafia? Sì, mafia. E tuttora qualche battuta è rimasta in Don Mariano, che dice, ma poi cos'è questa mafia? Dicevo allora, quindi per riportarmi come dici tu, cos'è questa mafia? Una parola del vento, una parola nel vento che lascia brutti segni, lascia cose. Sì. E anche tutti i politici erano preoccupati allora di questa mafia che cominciava a fare uscire la mafia dei colletti bianchi, perché quella è stata, diciamo, la base
E certo la differenza è enorme, ora un po' diciamo la mafia è stata bastonata bene, e pare che siamo, dico, siamo ad una svolta, che col passare degli anni dovrebbe debellare insomma un po'. È bello sentirtelo dire, ed è stato bello che il Teatro Stabile e il Teatro Musco abbiano voluto come dire, riproporre quest'opera. Vedi Michele, questa per me è una ripresa, perché io 11 anni fa, 10 o 11 anni fa, adesso non ricordo bene perché è passato del tempo, ci sono state tante cose, oltretutto il ritmo con cui ho fatto teatro io è una cosa paurosa, perché se io ti dicessi quante opere ho fatto nel mio piccolo, ovviamente, giusto perché nazionalmente io non sono conosciuto, regionalmente sì, ma diciamo a livello nazionale non c'è stato mai. Quante ne hai fatte? Quante sono? Le commedie, le opere che io ho fatto, guarda, saranno, altra volta li ho conteggiate così, più di 130. Mamma mia! Ma guarda che io le ho fatte artigianalmente queste opere, cioè io non solo ho riscritto tante volte il testo aggiustandolo, di Pirandello, di Molière, di Goldoni, di Edoardo, a proposito di Edoardo, eccetera, ma ho disegnato la scenografia, caspita, ho costruito la scenografia, perché io sono uno degli artigiani con la maiuscola del teatro. Che meraviglia, io sono come dire, in ammirazione totale. Noi avevamo un laboratorio, adesso non ce l'abbiamo più perché sai, ormai sono grandi, eccetera, poi siamo con il teatro ABC e col teatro Angelo Musco, perché diciamo, la produzione è la stessa, certo, con Carlo Auteri e Mario Fraiello, che sono i due produttori, diciamo, no? Persone che io conosco da tantissimi anni e che mi hanno accolto a braccia aperte quando hanno capito che io dovevo smettere, e mi hanno fatto capire che dovevo smettere, ci pensavano loro a produrre e adesso io mi dovevo riposare, fare il teatro, io ed Edoardo. Ecco, ma tuo figlio Edoardo ti dice la stessa cosa, papà? Sì, limitati. Io intanto, per non perdere questo qua, ti volevo dire, ti volevo completare quel discorso. Prego, certo. Che io 11 anni fa misi in scena il giorno della civetta. Non solo, ma noi facemmo a suo tempo con i responsabili, viceprefetto, eccetera, un giro quasi per tutte le scuole. Bellissimo. Con i testimoni che avevano, adesso non mi ricordo i nomi, con 2 o 3 testimoni che raccontavano il loro rapporto con la mafia, perché erano stati taglieggiati, eccetera, e quindi andavamo per le scuole, loro prima facevamo lo spettacolo e poi si intavolava tutto il discorso, una cosa molto bella, che credo, se non sbaglio, che dovrà essere ripresa, perché sono passati ormai tanti anni. Ma di grande valore civile, come si dice, una cosa del genere, certo, c'è il rapporto con la realtà. Abbiamo avuto tutti i carabinieri attorno a noi, insomma una cosa molto bella, molto interessante. Bellissimo. E Edoardo l'hai coinvolto subito, com'è stato? Guarda, Edoardo è figlio del teatro. Figlio del teatro? Ma perché vedi, a 12 anni Edoardo è stato selezionato senza che io, non gliel'ho portato io a teatro. Nel mio teatro sì, ma cercavano un bambino, un ragazzino, per fare la nuova Colonia con la regia di Pugelli, di Lamberto Buonanima, Lamberto Pugelli, uno dei maestri del teatro pirandelliano, oltretutto. Ed è stato selezionato, è stato scelto, selezionato, se ne sono presentati 4 o 5, bambino, insomma, 11 anni, manco ce li aveva forse. E da lì è partita la cosa. Ma Edoardo ha fatto sempre teatro praticamente, perché da bambino, intanto, prima che andasse al teatro Verga, me lo portavo io con me, settati là, non ti muovere, durante le prove, non ti muovere, se no lui si sedeva e ha incamerato per anni questa cosa. Bellissimo. Poi
Bellissimo. Senti, fra le centinaia di cose che hai fatto... Gli ho lasciato poi tutto in mano. Tutto in mano. Però state poi insieme con me nel giorno. Abbiamo recitato sempre insieme. Sempre insieme. Allora, vediamo un attimo. Abbiamo visto già delle immagini mentre tu parlavi e si vedevano qua e là. Vediamo un filmato con anche un po' di sonoro, così vediamo, lo commentiamo insieme con Salvo Secca poi. Lo scorso devi ripetere una mia mi interessa. Vediamo, parla, prosegui, vediamo una che spunta stava nell'oscuro. Che picchi, puta caso, che io travaglio e se verattia che non fai niente. Giusto. Io sono d'accordo tu, spacinato mangi, e io mangio. Oh, che cassaria è? Visto, io sapevo, ne cassariamo, giusto una mangiata. Allora, io mangio, tu mangi. Io mi mangiai il con l'affogato che mi fece mia suocera, ma se tu mi hai tannocchio me ne recuperare all'ospedale. No, io mangio, tu mangi, noi altri mangiamo. Bravo. E se noi altri mangiamo, qua resta di uno, io non l'ho capito questa cosa. E me ne cosa per dire, ma non c'è una lega socialista una non si mangia? A così stiamo tutti No, sapete chi è? Socialista che non capisce il discorso, mentre parlava, mangiava. Allora io mi sono però ci sono. Donna Flavia. Prego, Buon passeggio, donna Flavia. Perché? Dico perché? A Masito principale si da chi a passeare con cappello. Vabbè, usciamo, bellissima questa cosa. Io mi diverto a fare questo personaggio, mi sono divertito da recente l'abbiamo fatto, ma questa ripresa l'abbiamo fatta anche per la televisione, mi ricordo, per qua proprio. E niente, Nino è uno di quei catanesi, come tu hai potuto vedere, verace, dice le cose come stanno. Il Peppinino dell'Opera dei Pupi che diceva la verità ai re, ridendo, scherzando, ma ci diceva che erano chi diceva le cose come stanno. Abbiamo questo piccolo attacco al socialismo, insomma. Poi i socialisti non lo so perché si prestano sempre ad essere... Vediamocene un altro, questo era molto divertente, l'Altalena. Vediamo un altro filmato, se non sbaglio, Lavaro di Molière, sì. Ricordate, Mastro Giacomo, che Don Arpagone non ha invitato tutte queste persone a cena per ammazzarle ingozzandole di cibo? No, io ne ho invitato a nudo, sto ammazzando. Scusate, se dobbiamo dimostrarci veramente amici di questi ospiti, bisogna che a casa nostra regni la frugalità. Frugata. Come dice il detto antico, bisogna mangiare per vivere e non vivere per mangiare. Sei un genio tu! Troppo buono, signore. Ma qui è corissi questo? Ma questo è un detto antico, signore. Fatti abbracciare! Onoratissimo. Sentiste, altro che 4 piatti, 5 piatti, 6 secondi, bisogna vivere per mangiare! No, signore. Non è così, certo. Mangiare per vivere. Divertentissima questa. Questa è... ecco, qui vedi, io mi diverto mi sono divertito in un primo momento a rivedere il testo, perché io magari che faccio un testo che poi l'ho fatto 4 anni prima, quello dei 4 anni poi successivo, io lo rifaccio da capo. Sì, ho questo brutto vizio, ma non è un brutto vizio, è un adattarmi ai tempi. Veramente? Cioè, pur lasciando l'ossatura, io mi avvicino a quelli che sono i ritmi e i tempi moderni. Perché come io mi ricordo quando avevo 22 anni e facevo il berretto a sonagli, per esempio, il ciampa del berretto a sonagli, e quando l'ho fatto ora, fino a alcuni anni fa, prima della pandemia, abbiamo fatto un giro a Roma, eccetera, nei vari teatri, non di prim'ordine perché purtroppo non eravamo nel giro, diciamo, nazionale. Vabbè, ma un giro abbastanza alto livello. È chiaro che i ritmi erano diversi. Per interpretare i ciampa, perché sennò la gente si alza e se ne va. Eppure devo dire che a Roma, in più di un teatro, ho avuto delle soddisfazioni bellissime, qualcuno addirittura è sceso a ringraziarci per quello che avevamo portato. Che bello. Ed è bello anche questo lavoro che fai tu di continuo aggiornamento. Adesso ne abbiamo un altro che non è siciliano però, è Peppino Di Filippo. Oh, addirittura qual è? C'è da mangiare, cosa hai cucinato? Comunisci! Puttana che buona volontà, fossi dicevo. Che schifo, pronto si mandava. Sì, dove devi andare? Dove devo andare? Uno sposalizio. Ancora oggi c'è gente. Meno male, non che si sposta, e noi che sono almeno.
È schifo che mi fa l'umanità, è schifo. Voi due mi fate schifo. No come parenti, come famiglia è diverso. Dico come umanità, poiché ne fate parte, mi fate schifo, letteralmente schifo. Dio, signori miei, dovrò fare il trombone, ridotto a copiare musica per sparcare lunario, per poter mangiare. Coppato! Perché non c'era giocato di buttare un figlio da compare? Esatto, Giovannino. Ti faceva schifo? A scuola erano pistati. Certo, una mentalità gretta, sporca come la tua, a che cosa poteva aspirare nella vita se non a un volgare posto di portierato? Mira papà, quello non è che mi vede attraverso l'arte come sarebbe suo obbligo, ma mi vede attraverso i vetri di una guardiola, attraverso i vetri di una portineria. Io, Raffaele Chianese, portinaio. La lezione, è vero, ma che lezione era? Cioè... La lezione è che lui, benché povero, voleva fare la professione che aveva scelto, quello di suonatore, perché in mezzo alla moglie lo incitava, datti verso, fai qualche cosa che ci possa portare un po' di tranquillità dal punto di vista economico, poter mangiare più che tranquillità, perché questi non mangiavano da una settimana. Poi lì verrà uno a offrirgli di suonare una certa, dicendogli che se le porterà in tournée, eccetera, eccetera. Cioè, all'ultimo questo risulta essere uno pazzo scappato dal manicomio. Don Raffaele Trombone, è un atto unico di Peppino De Filippo. Anche questo hai fatto, meraviglioso. Innamorato di Peppino De Filippo io. Sì? Molto innamorato. Ho fatto tanti lavori, anche di Edoardo ho fatto lavori. Che bello, Anzi, di Edoardo c'è un aneddoto simpatico, sì. Se vuoi. Io mi ricordo che dovevamo fare una rassegna al Teatro Sud, che era in Via Re Martino. Adesso questo teatro non c'è più, non so se sai dove è la Via Re Martino, è verso la zona di Ognina. Si era programmata assieme al Giornale di Sicilia, alla Sicilia, con l'intervento di Pippo Baudo, eccetera, una rassegna teatrale di compagnie, diciamo, minori, certo, anche dilettantistiche, infilate nel mezzo. Fra cui c'eravamo noi, perché allora io ero giovanissimo. Noi avevamo scelto di fare Uomo e Galantuomo. Uomo e Galantuomo di Edoardo De Filippo. Ma ci voleva il permesso. Allora non c'era questo permesso. E io me ne sono andato a Napoli con la macchina, con altri 2 o 3 amici miei. Per andarlo a trovare? Per andare a trovare. Sono andato a trovare. Sono andato al Teatro San Ferdinando, caspita, dove c'era lui, però non era facile. Uno, insomma, parlavo, certo, con lui, a meno che io non fossi stato un giornalista, una persona ad alto livello, uno che veniva da Catania, un povero Caruso, così, figurati. Eppure dico, ho trovato una portinaia del teatro, la quale mi ha detto, era siciliana, hai visto la fortuna di Agrigento, mi pare. Mi disse, senta signor Saitta, guardi, lui non la riceverà perché non riceve persone, oltretutto deve fare lo spettacolo, eccetera, eccetera. Lei si nasconda qua in questo sottoscala. Quando lui passa, io non mi faccio trovare e lei gli dice maestro, lo chiami maestro. Perciò io, che ne sapeva, m'ammucciai, mi sono nascosto, m'ammucciai. Appena passò lui arrivò, me lo ricordo, Edoardo, il grande, cappello, sciarpa, sai. Allora, appena cominciò a salire una rampa di scale che sicuramente portava un palcoscenico dalla parte interna, non lo so, però io uscii dal sottoscala e dico con tanta deferenza, sai, maestro, senta, vorrei parlare con lei, io sono il signor... Manco mi fece parlare, cominciano a dire ve ne dovete andare, chissà poverino che cosa aveva. Poi suo figlio Luigi, insomma, mi trattò non in malo modo, ma freddo, un po' distaccato, fu diciamo urtato da questa mia sorpresa. Ascoltai la puttonara. Gli hai fatto una sorpresina, Edoardo. Senti, quali altri personaggi ti ricordi? Poi suo figlio Luigi però mi ha ricevuto. Luigi.
mi ha fatto Gennarino Palumbo, un altro attore grandissimo, mi hanno fatto accomodare, a me abbiamo visto lo spettacolo, poi mi ha rincuorato, signor Saitta scenda giù, che appena lei arriva giù troverà già il permesso, eccetera, eccetera. Quindi l'hai ottenuto poi? Sì, poi in seguito ho ottenuto anche la riduzione e l'adattamento dei suoi lavori in siciliano. Ah, bello. Sì, i miei, perché io nel contempo la notte invece di dormire scrivevo. Ah, scrivevo? Sì, ho scritto una trentina di opere. Caspita. E ne ho rivisitate altrettante, infatti ne ho versate alla SIAE una sessantina in tutto. E complessivamente poi quando siamo scesi giù a Catania abbiamo trovato in effetti quello. Dicevo, il Natale in Casa Cupiello per esempio è uno dei lavori più famosi, per cui io ho i diritti, io e lui. Che bello. E una parte anche a un mio amico che mi ha aiutato, quindi siamo in tre ad avere i diritti. Senti, c'è un altro personaggio che ti ricordi in modo particolare dei grandi che hai conosciuto, con cui hai collaborato, come Edoardo? Più grande di Edoardo no. No, più grande, ma insomma diciamo... No, a parte qualche regista, non lo so... Attori, Contornatore l'ho fatto... Contornatore? Sì, ho fatto L'Uomo delle Stelle, uno dei primi... Cinema ne ho fatto poco, ne ho fatto pochissimo, cinema e televisione ne ho fatto poco. Beh, ho fatto hai teatro. Fatto tantissimo. Ma ne ho fatto una decina di film. Ricordiamolo ancora, Sì. Allora, il giorno della civetta, sì. venerdì poi, sabato, domenica 12, venerdì 17 di nuovo, poi sabato 18 e domenica 19. E poi siamo in giro, poi... non so dove, in questo momento non mi ricordo dove. Bello, bellissimo. Io ho riempito la testa di chiacchiere, no? No, mi sono divertito enormemente, e così anche gli ascoltatori, altrimenti che ti ringraziano, ti fanno i complimenti come sempre e in bocca al lupo. Io dirò a tutti venite a teatro perché insomma è uno spettacolo da vedere, oltretutto si confà quello che stiamo attraversando in questo momento. Giovedì 9 al Teatro Musco di Catania, il giorno della civetta, Sato Seitta. Grazie ancora. Grazie, arrivederci.